Eccoci qua, tornati in studio, la nostra rubrica del Memento, questa sera molti argomenti che affronteremo con l'ospite che abbiamo in studio. Grazie ad Alain Luciani, grazie per essere qua, esponente della Lega, alle sue spalle come dire, il simbolo, la scritta delle Olimpiadi, Olimpiadi che lunedì, Olimpiadi invernali, in questo caso Milano Cortina, sono state assegnate appunto all'Italia. Allora, prima di darle la parola, proponiamo anche ai telespettatori un servizio di Francesco Cocchiglia che ci spiega un po' quello che è successo. Ascoltiamo. The host is Milano Cortina. A distanza di 70 anni da quelle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo che segnò il debutto italiano nei Giochi invernali, il Veneto avrà di nuovo la sua rassegna a 5 cerchi. Milano e Cortina hanno battuto la concorrenza svedese di Stoccolma e Åre. Il giorno più lungo, nella sede svizzera del CIO a Losanna, si è concluso così. Dopo l'esposizione dei programmi, l'ultima presentazione delle candidature e il voto. In serata è arrivata la proclamazione e la grande festa della delegazione italiana, in testa i presidenti del governo e del CONI, così come il governatore Zaia e il sindaco ampezzano Ghedina. 20 anni dopo Torino 2006 i Giochi invernali tornano in Italia per la terza volta nella storia. Tra 7 anni Veneto e Lombardia saranno protagoniste dello sport mondiale. Dal 6 al 22 febbraio 2026 i Giochi olimpici, dal 6 al 15 marzo le Paralimpiadi invernali. Un successo che premia il dossier italiano dato per favorito alla vigilia sulla candidatura svedese, cui si era dichiarato contrario il 37% della popolazione scandinava. L'Olimpiade di Milano e Cortina ha vinto con una candidatura sostenibile, ecologica, rivolta all'ambiente, al turismo e al futuro. Il costo di gestione previsto ammonta ad 1,1 miliardi di euro, inferiore a quello di Torino 2006, di cui 350 milioni destinati alla realizzazione dei 3 villaggi olimpici a Milano, Cortina e Livigno, agli interventi sulle strutture preesistenti e alla costruzione dei nuovi impianti di gara. Per ogni euro investito, secondo lo studio della Bocconi, ne torneranno 2,7, un evento di portata mondiale che porterà nelle casse delle due città ospitanti 200 milioni di euro di utile ciascuna, ma non solo. L'Olimpiade italiana porterà da qui ai Giochi un aumento del PIL, un saldo positivo per il governo di quasi 200 milioni, soprattutto un impatto occupazionale che tra il 2020 e il 2028 creerà 13.000 posti di lavoro tra Veneto e Trentino, oltre ad una ricaduta in termini di strutture sportive, infrastrutture e logistica di portata unica. La cerimonia di apertura sarà a San Siro, quella di chiusura all'Arena di Verona. Nel mezzo 2 settimane di gare tra le 4 location prescelte. A Milano il quartier generale di hockey e pattinaggio, in Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle, in Val di Fiemme il pattinaggio di velocità, il salto e lo sci nordico. E infine ovviamente Cortina, sede prescelta per le gare di curling, per lo sci alpino femminile che gareggerà sulle Tofane, per il biathlon all'Arena di Anterselva e infine sulla storica pista inaugurata nel 1956 che tornerà ad ospitare le gare di bob, skeleton e slittino. Cortina e il Veneto avranno di nuovo le loro Olimpiadi. Ora che è conclusa la battaglia delle candidature, comincia la vera corsa ai Giochi. Ecco, Alain Luciani, inizia adesso la corsa ai Giochi, abbiamo sentito come verranno organizzati, diciamo, però soprattutto anche per il Veneto una grande sfida. Sì, una grande sfida, ma posso dire anche che è gran soddisfazione, nel senso che la parte produttiva del paese, la parte che si lamenta poco ma normalmente si alza le maniche, ha dimostrato che se si vuole questo paese può dire la sua nel mondo. Quindi credo che questa sia una gran soddisfazione e una gran lezione anche, soprattutto in questo periodo storico in cui magari si parla di autonomia un po' a caso in alcune parti del paese o in una parte politica. Questo dimostra invece che il buon governo e chi ci crede fino in fondo può portare a casa un gran risultato non solo per la propria regione ma per il paese intero. Quindi ritengo che sia una gran soddisfazione. Certo, oggi dobbiamo, come lo sarà poi un giorno con l'autonomia, dimostrare di essere in grado di governare il fenomeno, di saperlo gestire, di rispettare davvero i patti sull'ecosostenibilità, che è molto importante e fondamentale, che è una battaglia di tutti, ricordiamo, non è una battaglia di un colore politico e al quale per esempio io personalmente tengo moltissimo, e quindi sono dei temi e anche delle scommesse che però dobbiamo assolutamente vincere. Delle sfide, certo. Sì. Ecco, tra le cose interessanti soprattutto per il Veneto, dove
insomma, diciamo, possiamo dire la parte del leone la fa un po' la Lombardia a livello di investimenti, ma qua in Veneto sicuramente interessante il fatto che verrà ripristinata la pista di bob di Cortina, un'opera importante che riporta indietro poi anche nel tempo, no? Beh, bellissimo, infatti, pensare a questa, insomma, a questa possibilità di ristrutturare una vecchia struttura che ha creato poi, ha dato secondo me lustro proprio a Cortina, perché quelle Olimpiadi secondo me hanno segnato il passo all'epoca per Cortina, ancora oggi ne stiamo fruendo dal punto di vista economico, al di là della sua bellezza, però è stata conosciuta dopo la guerra, poi per quel motivo Cortina, devo dire che è proprio una bellissima notizia. Quindi la cosa poi bella è il poter garantire che queste strutture abbiano un futuro, e quale location migliore è quella montana, quella davvero che rappresenta i giochi invernali, perché gli ultimi giochi invernali li avevamo visti in location che di montagna avevano poco a che fare, no? Mi pare una delle ultime edizioni in Cina che è stata praticamente riva al mare, quindi voglio dire, ecco, mi sembrava anche poco, che avessero poco senso. Invece questo fatto che siano sì ecosostenibili ma anche sostenibili dal punto di vista economico è bella, è una bellissima cosa, e qui, ecco perché qui si gioca una grande scommessa e possiamo dimostrare di essere ancora un grande paese nel mondo. Sì, ma questa sarebbe stata una grande occasione, soprattutto per la parte, diciamo, di montagna, e invece abbiamo finito per portare le Olimpiadi di montagna a Milano, ubi maior minor cessat, no? E una delle cose che mi dispiace molto è il fatto che è stato dimenticato Asiago, che è uno dei centri sportivi più importanti, e questa è una carenza che non riesco a spiegarmi, perché non c'è stata una... E andiamo a chiudere le Olimpiadi a Verona? Lo so, anche io No, su non questo voglio offendere i veronesi, ma fino a prova contraria potremmo farlo anche a Padova o a Treviso. Infatti io speravo quello. Allora diciamo che stiamo un po' ribaltando quello che è il senso delle Olimpiadi. A chi giova questo? Alle grandi città. Io direi che proprio è nel momento invece di gratificare la montagna, anche perché Asiago è uno dei centri più importanti, non inferiore a Cortina, dove si svolge un'attività molto importante, quindi va bene il Trentino, va bene Cortina, ma andava bene anche Asiago. Posso dire che non posso darle torto, nel senso che anch'io dal punto di vista sono un po' affezionato, anzi molto affezionato ad Asiago, e soprattutto la zona poi di Rozzo, cioè proprio la parte un po' più interna anche dell'altopiano, e forse sì, mi sarei magari aspettato anch'io qualcosina per la nostra Asiago, perché comunque ci sono anche lì dei panorami e anche delle realtà che sono meravigliose. Io penso che sia stato disegnata l'Olimpiade anche un po' per piacere a quello che il CIO richiedeva. Cioè negli ultimi anni abbiamo visto, negli ultimi 20, 30, 40 anni ormai, come funzionava nel CIO. Se non si faceva una proposta che coprisse un territorio più vasto, che avesse qualcosa da offrire di diverso e che andasse anche un po' più incontro alle loro esigenze, per me le Olimpiadi invernali dovrebbero tenersi tutte in montagna. Quando ho visto negli anni vedere delle cose che niente che avevano a che vedere con la montagna, con la neve o con quello che dovrebbe riguardare lo sport, mi sono chiesto anch'io, come tutti i cittadini, ma che senso ha? Qual è la logica? Evidentemente ci sono delle logiche anche lì, chiaramente, di affari, di business, di circostanze, per cui loro pretendono per esempio dei collegamenti di un certo livello. Come fai in montagna ad avere collegamenti di un certo livello? È l'antitesi, cioè è l'antitesi pensare alla montagna e pensare agli aeroporti e pensare alle metropolitane, è un'antitesi completa, però bisogna anche capire che il mondo da quel punto di vista è anche cambiato, quindi Cortina è molto simbolica, molto importante dal punto di vista, forse si poteva fare qualcosina di più per Asiago, ma forse chissà quali altre in realtà zone magari potrebbero offrire anche magari lo stesso livello di Asiago, no? Per dire. Una Olimpiadi diffusa in tutte le montagne italiane. In tutte le montagne. C'è il tema però logistico che su quello non possiamo dirci che non è vero. Loro chiedono specialità. Probabilmente ogni zona poteva accogliere una parte delle Olimpiadi, non tutte insieme, chiaramente, perché ormai le Olimpiadi è un'esplosione di masse, di movimento che è difficile da arginare, però se le varie specialità venivano collocate in maniera
proporzionata nelle varie zone di montagna, perché in questo momento, e lo sappiamo, è stato anche detto, Cortina viene rilanciata perché la montagna oggi viene vista in una maniera meno, diciamo, aggressiva, meno invitante, Sì, certo. e invece era il momento di riapportare la gente in montagna perché si abituasse a godere di quella... comunque, al di là del panorama ovviamente in cui comunque ovviamente Cortina farà da regina un po' delle montagne, però io sono convinto che le ricadute saranno ben distribuite nel territorio, quindi il fatto che si distribuiscano, non è che Cortina potrà tenere chissà quanti turisti all'interno delle strutture alberghiere che ha, ne avrà una parte. Io penso che tutto ciò che starà comunque nelle zone e quindi tutto il Veneto in realtà avrà modo, secondo me, di mettersi in mostra, avranno modo, perché non è l'Olimpiade il gioco in sé, è proprio quello che ti metti in mostra, quello che puoi attrarre, quello che puoi portare nel territorio. Nella presentazione, non so se voi l'avete visto il filmato di presentazione, però non viene presentata Cortina, cioè teoricamente avrei dovuto vedere solo Cortina e avrei dovuto vedere Milano, no? Che sono le due sedi delle Olimpiadi, però in realtà se voi avete visto il filmato in cui cercavamo di vendere, no, il nostro prodotto, e insomma si vedeva Verona, si vedeva la mia amata città Padova, si vedevano Venezia, si è visto tante cose, perché chi viene a vedere le Olimpiadi non viene a vedere solo le Olimpiadi e i giochi poi in ci sé, sarà chiaramente va a vedersi in realtà tutto il territorio, quindi ci sarà secondo me una giusta ridistribuzione, anche se anch'io sono convinto che Asiago avrebbe potuto avere se tutte le televisioni o gli internet del mondo parlassero dello sport fatto da Asiago probabilmente assumerebbe una visione diversa e una collocazione diversa nella fantasia delle persone. Ecco, quindi questo era il momento di lanciare tutta una serie di siti che erano molto importanti, e in questo tempo, in questo senso, diciamo che la politica del CONI è un po' vecchiotta, bisognerebbe snellirla e mettere gente giovane con la testa che funziona, perché non ce n'è molta. Allora Milano Cortina 2026. Avremo l'autonomia nel 2026? Mi auguro che sia Luciani. ben... Cambiamo argomento, veniamo al tema dell'autonomia, perché siamo ancora così un po' in bilico, no? Si è sempre un po' sul... Sì, siamo in bilico, ed è anche un gran peccato, posso dire, che siamo in bilico, perché come questa è stata una scommessa a livello nazionale, e guarda caso io mi sono collegato all'autonomia, non è che mi sono collegato casualmente, in realtà anche l'autonomia è quella partita fondamentale per l'intero paese, per cambiare sul serio quello che è stato fino ad oggi. E oggi sentiamo parlare di cittadini di serie A e di serie B. Beh, devono sapere gli italiani che in realtà oggi i veneti sono cittadini di serie C, perché se voi andate a vedere i dati ultimissimi della Ragioneria dello Stato, la Ragioneria di Stato ci dice che a parità di cittadini, per ogni cittadino nel Veneto vengono investiti da parte dello Stato centrale circa 8.000-9.000 euro. Il Veneto è la regione che per numero di abitanti riceve meno, insieme a un'altra regione che direte incredibile ma è così, insieme alla Campania. Sopra di noi c'è la Lombardia, cioè che riceve meno, poi via via, se andiamo ai primi posti, scopriamo che le prime sono la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, che hanno un'autonomia poi speciale, non hanno neanche un'autonomia che è quella costituzionale delle competenze che chiede il Veneto. Quindi oggi parlare di cittadini di serie A e di serie B, allora, in realtà dovremmo parlare di cittadini di serie A, di serie B e di serie C, e dovremmo anche dare la pagella a chi dirige queste zone dell'Italia, dando una A e una B e una C. Allora, mentre il Veneto ha C, cioè lo Stato ci dà pochissimi soldi, abbiamo però dei governanti da A, perché se ci ritroviamo con una delle migliori delle sanità, nonostante ci diano pochissimi soldi per numero di cittadini, e invece ci sono regioni che ricevono magari tanto, vedi la Sicilia, che è nelle primissime posizioni in classifica, però con dei governanti, con dei dirigenti da C. Quindi queste difformità, questa situazione, nel 2019 e nel 2026 speriamo non ci sia più questa situazione, è drammatica, cioè è incredibile, ci sono delle disparità di trattamento in questa nazione che sono incredibili. Allora, responsabilizzare i
i presidenti, i dirigenti, i politici delle regioni dove le cose non stanno andando bene e dove hanno un sacco di soldi e li spendono malissimo e poi i cittadini sono costretti magari a venire nel Veneto a curarsi, bisogna trovare un equilibrio. Cioè, quando il Veneto chiede l'autonomia, oltretutto, non chiede risorse in più, chiede quelle pochissime risorse che oggi ci vengono date, cioè siamo penultimi, ok? Di poterle gestire, perché abbiamo dimostrato che sappiamo gestirle abbastanza bene, non voglio essere esagerato e dire benissimo, abbastanza bene. Allora, io sono il primo che dico, se dimostreremo che non siamo in grado, a un certo punto ci rendiamo conto che anche il Veneto non è gestito, torneremo anche indietro, cioè lo Stato centrale potrà decidere, no guardate, avete dimostrato di essere pessimi, non lo gestite. Ecco, ma Luciani, qui l'autonomia doveva arrivare prima il 15 febbraio, dopo il 21 di giugno, chi pensava, e siamo ancora qui, no? Secondo me l'errore più grande, e questo lo dico a tutti i politici, anche del mio partito, è dare sempre le date. Cioè, questo è assurdo. Arriverà il 18 ottobre, arriverà l'8 di febbraio, e diventa una barzelletta. Infatti poi i cittadini mi chiamano oppure mi scrivono su Facebook, ma scusa, è passato il 21, è passato il 18, quando è? Allora, se voi pensate che un cambiamento epocale come quello dell'autonomia arrivi in 448 senza discussioni, perché il Veneto lo ha chiesto, non funziona così, ci sono dei tempi. Poi che si stia esagerando e si stia superando ogni limite, penso che Zaia sia stato chiaro, no? Cioè, in questi giorni lo ha detto chiaramente, ha detto adesso basta, lo stanno dicendo anche i costituzionalisti, cioè basta, voglio dire. Però siamo sempre al solito discorso, se la Regione o chi propone l'autonomia dicesse ai cittadini che tipo di autonomia vuole, allora potremmo anche combattere una guerra consapevole, ma se si parla solo di autonomia finalizzata all'autonomia, poi non si capisce cosa si ottiene e allora questo è un altro punto. Però la Regione in realtà la proposta l'ha fatta chiara, No, cioè, la proposta del regionale c'è ed è chiara, sono le 23 competenze. Ho capito. E messe allora, realisticamente, poi dopodiché... È la controparte che non sta facendo proposte o controproposte. Diciamo che c'è la parte, pubblicitaria politica, che datemi 300 competenze, dopo c'è la parte reale e quindi bisogna calarla sulla realtà. Questa realtà sarebbe da diffondere. Come gestire queste cose? Abbiamo ancora il problema dei comuni, delle regioni, ma soprattutto delle province. Certo. E le province cosa ne facciamo? Certo. Siamo tra coloro che sono sospesi e come le gestiremo? Questa gestione delle province la passiamo ad altre competenze oppure manteniamo le province e chi gestisce le province viene eletto dal cittadino oppure viene eletto tra le varie accordi politici eccetera. Diciamo che viene a mancare quello che si chiama democrazia. Quindi direi che la cosa più importante è quella di fare un progetto, non soltanto 23 punti, ma dice se noi abbiamo l'autonomia possiamo fare questo, questo, questo in questi termini. Certo. Allora la gente consapevolmente vi appoggia maggiormente. Allora io non credo che non ci sia abbastanza me la mandi e io la pubblico. Cioè, mandi il progetto e faremo una trasmissione sul progetto autonomia, no, progetto concreto. Su quello sì. Siccome abbiamo questo problema, problema, l'abbiamo affrontato più volte. Certo, lo so. E presenti erano tutti le aree politiche, non siamo riusciti a capire che autonomia vogliamo, lei mi mandi il progetto, dopodiché facciamo una trasmissione di 3 ore solo sull'autonomia. No, volentieri, io accetto la sfida. Per esempio è uscita la notizia che il Veneto ha chiesto nell'autonomia la competenza anche dei trasporti, quindi le autostrade, il trasporto ferroviario, e su questo il governo, una delle poche cose su cui ci ha risposto, ha detto no, non se ne parla, benissimo. C'è il fatto che ci sia uno che propone una cosa e dall'altra qualcuno che dice no, di questa cosa non se ne parla, si può cominciare a fare un ragionamento, però continuare a dire no a prescindere, oppure Italia Serie A, Serie B, ma di cosa stiamo parlando? Fate una controproposta, noi chiediamo le 23 competenze, cioè chiediamo l'istruzione, questo, quello,
ci dite no a 8, bene, cominciamo a fare un ragionamento, non arriva nessuna controproposta, questo è il tema, cioè se io con chi tratto se nessuno mi fa una proposta? Cioè io voglio comprare un'automobile usata, offro 10.000, l'altro dice no me ne dai 15, troveremo una via di mezzo. Certo, beh, adesso staremo a vedere. Ma direi che lasciamo stare le vie di mezzo, il Veneto ha bisogno di cose importanti, chiedete certo. quelle, dopodiché chi dirà di no si prenderà le sue responsabilità, esatto. Questo è l'atteggiamento, perché se andiamo a trattare, dammi un po' di questo, dammi un po' di quello, alla fine sono quelle autonomie che lasciano il tempo che certo. Allora il Trentino l'ha avuto perché all'epoca c'erano gli attentati dinamitardi certo. e c'era De Gasperi che ha detto alla fine diamo l'autonomia al Trentino, anche perché Bolzano è sempre stata austriaca e noi ce la siamo presa e in qualche maniera abbiamo giustificato questo, e quindi prendono più soldi di quelli che danno allo Stato, questo è il fattore. Lo stessa cosa c'è in Calabria o in Sicilia. Allora facciamo proposte secche, dopodiché sarà l'altra parte che dirà non vi do questo, non vi do quello, ma si dovranno anche spendere politicamente e anche a livello elettorale. Certo. Allora adesso in chiusura di questa nostra rubrica del Memento ci spostiamo sulla Pedemontana. Siamo andati a incontrare il portavoce del comitato che è nato a Malo, a Vallugana di Malo, dove è in fase di realizzazione una galleria, ci sono stati dei problemi, ci sono state delle varianti diciamo al piano originale, e abbiamo incontrato il portavoce appunto Andrea Viero. Allora sentiamo come ci ha risposto e ci ha spiegato quello che sta succedendo. Siamo con Andrea Viero del Comitato dei Cittadini di Malo Vallugana, alle sue spalle il cantiere per la realizzazione della galleria appunto di Malo della Pedemontana Veneta. Voi vi siete costituiti come comitato perché c'è una situazione veramente preoccupante qua nella zona. Sì, diciamo che il comitato è scaturito per riuscire a difenderci da questo cantiere, soprattutto nel momento in cui era stata data anche la deroga ai rumori notturni, quindi con le esplosioni notturne non si riusciva più a dormire. Da lì siamo riusciti con una diffida a evitare i rumori notturni, però comunque ci rimane sempre lo stesso problema di sempre, insomma ci sono le polveri, ci sono le esplosioni durante il giorno che cominciano dalle 6 fino alle 10, quindi in questo arco di tempo ci sono 2-3 esplosioni, dipende come va il cantiere, e i rumori costanti dei camion che scaricano eccetera. Adesso con la bella stagione che si comincia a aprire le finestre eccetera, il problema diventa insopportabile, insomma, sia per le polveri che per il rumore. Ecco, il cantiere qua alle nostre spalle, vediamo c'è una galleria già realizzata, che cos'è? Sì, praticamente noi come cittadini continuiamo a dirlo, il nostro tra virgolette dovere per la Pedemontana l'avevamo già fatto, perché era prevista fin dall'inizio una galleria di emergenza lunga 600 metri, che quella è stata finita ancora intorno a settembre dell'anno scorso, e quindi noi ci eravamo messi il cuore in pace, anche perché avevamo chiesto parecchie volte la conferma che non fosse mai scavata quella principale. Poi sì, si è avuto i problemi con la galleria principale da una parte da Malo e dall'altra di Castelgomberto, e quindi la loro esigenza è stata quella di continuare qui, e quindi il Ministero dell'Ambiente gli ha dato l'ok e loro hanno cominciato giustamente hanno cominciato a lavorare, però il problema è che non siamo stati presi in considerazione noi che abitiamo qui, perché il cantiere che è stato fatto prima di 600 metri aveva un termine abbastanza veloce e quindi siamo riusciti a sopportare il tutto. Questo invece, realizzare la galleria principale che è lunga 6 più 6 chilometri, voglio dire, quindi qua si prospetta un lavoro di anni, e questo i cittadini non riusciranno mai a sopportarlo, perché è troppo un tempo lungo con questi disagi, questo è il problema, insomma. Ecco, quindi questa che doveva essere una galleria d'emergenza è diventata oggi, diciamo, la via di accesso e di uscita dei lavori. Esatto, è l'unico punto in cui entrano e escono i camion, quindi l'unico punto in cui tutto il transito del materiale, sia in uscita che in entrata, quindi lo smarino e il cemento e i ferri per fare la galleria, entrano tutti da qua. Quindi c'è un grandissimo traffico di automezzi e tutti i disagi, dei rumori, eccetera. E i cittadini bisogna che ci mettano in condizioni di poter vivere, insomma c'è poco da fare. Ma l'aveva già detto anche l'ingegner Pellegrini all'assemblea di novembre a Santomio, che le abitazioni in prossimità del cantiere sarebbero state in qualche modo spostate, eccetera. C'è stata fatta una proposta, ma sembra una proposta, voglio dire, inaccettabile, anche perché ci hanno
lasciati da soli noi a confrontarci con SIS, insomma non c'è un intermediario che ci aiuta e ci dà una mano, a mio avviso doveva esserci un tavolo con tutte le autorità e dovevamo trovare un accordo serio e civile, insomma, no? In questo modo, insomma, ecco. Ecco, perché le tempistiche per la realizzazione, di quanto tempo si parla? Allora, all'inizio si parlava la galleria finiva a settembre 2020, io ho già sentito che la galleria di Mano non sarà finita per questo tempo, per quel che mi riguarda, siccome dalle altre due parti mi sembra che i lavori vadano a rilento, io presumo che qua stiamo parlando di anni, voglio dire, perché se dobbiamo fare tutta la galleria da qua e non vedo un motivo per cui dall'altra parte si deve velocizzare, cioè notizie non ne ho, prevedo parecchi anni insomma di lavoro. Ecco, questa è la situazione dunque a Malo, vedremo come procederà e soprattutto se questi cittadini saranno come dire, ascoltati, no? Per avere una risposta a una situazione che come dire, è sopraggiunta. Beh, posso dire che comunque quando si costituisce un comitato, che sia un comitato ragionevole come mi pare sia questo signore, si ascolta sempre e secondo me è dovere anche cercare di incontrarli e di avere quindi secondo me a breve io ritengo insomma, che qualcuno li incontrerà e cercare di capire le esigenze. È chiaro che pensare che ci sia un intervento di quel tipo che non faccia rumore, cioè, è impossibile, voglio dire, quindi cercare di capire. Mi pare aver intuito dalle parole del signore che gli hanno proposto comunque anche una soluzione abitativa differente dal punto dove abita, evidentemente temporanea proprio per i lavori. Spero che questa situazione si riesca a risolvere, quindi ecco, non vedo questo, dispiace ovviamente, ed è chiaro che per quando un cittadino all'improvviso si trova, è un'infrastruttura molto importante e non è che possiamo farne a meno, ma lui infatti non è contrario all'infrastruttura, quindi ecco perché mi è piaciuto l'approccio che ha dato. E ritengo che siano situazioni che secondo me si possono risolvere anche velocemente, non credo che sia così difficile. È chiaro, uno ti fa una proposta che sia sempre ragionevole, però ritenendo e vedendo il signore come si è approcciato ritengo che abbia anche delle richieste ragionevoli, ecco, quindi soprattutto le esplosioni notturne credo che siano le cose peggiori per questa povera gente, che sia una roba, quindi penso che l'azienda che è in mano è responsabile, quindi risolverà certamente il problema e ascolterà queste persone che non chiedono nient'altro che un po' di tranquillità e un po' di supporto. Esatto. Bene, grazie a Luciani per essere stato con noi. Veramente. Allora adesso breve break pubblicitario, poi torniamo e parliamo del processo della Banca Popolare di Vicenza. A tra poco.